Mister Flaviano Pinna diviso tra il rammarico per la imbattibilità della propria porta che termina e la gioia per un'altra vittoria portata a casa con maturità dal proprio Cotton Club. Quale vince tra queste due sensazioni? A caldo, quella brutta per aver visto quella sfera che è entrata sul colpo di testa di Latini, o la tranquillità di un allenatore che probabilmente ha visto un altro passo in avanti nella crescita della propria squadra? Sicuramente c'era gioia per la vittoria. Il fatto di tenere la porta inviolata è qualcosa a cui teneva Santarelli in primis, ma tutta la squadra, la difesa, il centrocampo, l'attacco, perché era un record importante. 5 partite senza subire gol sono numeri impressionanti a calciotto. Diciamo che come record per ora possiamo essere soddisfatti. La vittoria era la cosa principale, contentissimo di aver riabbracciato in squadra Tinazzi e Mario Artistico. Mario soprattutto per la perla che ha regalato a tutti quanti. In generale, appunto, su Artistico, quanto è importante avere questa sensazione che quel gran lavoro che si è svolto quest'anno, da neopromossa al primo anno, che è 2 giornate dalla fine, e prima, sia anche proiettato comunque già alla prossima stagione, dove sappiamo che comunque anche altri giocatori si aggiungeranno a questo roster che è già di grandissima qualità. Questi sono problemi che riguardano il presidente. Io adesso mi godo la stagione così com'è, e il primo posto in classifica a 2 giornate dalla fine, e poi per il prossimo anno si vedrà. Se ovviamente la rosa dovesse essere quella che è nelle ultime giornate, io vengo al campo col sorriso e con un po' di panico per tutti quelli che rimangono fuori, che sono tutti giocatori di altissima categoria. L'allenatore, sicuramente gli occhi vanno spesso sulla prestazione del capitano. Quanto è cambiato Zamperini dal 5-3 contro il Blisseur, dove l'abbiamo visto anche sbagliare cose che non sono da lui, anche giocate d'esperienza eccetera, a oggi dove l'abbiamo visto tignoso, cattivo, con lo sguardo concentrato, chiamare le marcature dei compagni praticamente su ogni pallone fino all'ultimo, anche al risultato acquisito. Questa è la 28ª di campionato, ne abbiamo fatte 4 in Coppa. Credo che lui ne abbia saltata una per squalifica, per 4 cartellini gialli, e forse un'altra per impegni personali. Andare a sintetizzare la prestazione di Zamperini con la prestazione durante la partita col Blistero mi sembra riduttivo per un giocatore che ha fatto coppe europee e che di certo io sono l'ultimo a poter giudicare. Quindi credo che come livello sia il più forte staccato all'interno della Lega, anche rispetto agli ex giocatori che in questo momento, come faccio dei nomi, Tonetto, Candelà che è venuto qui, o Perrotta. In questo momento Zampe secondo me è proprio staccato numero 1 in assoluto, è un giocatore di un alto livello, con una forma fisica incredibile, e ripeto, non sta veramente forse a nessuno di noi giudicare e soprattutto ridurlo a una partita col Blistero, perché è 1 su 34, 1 su 33, che la sbagli ci può pure stare. E domanda di rito, quella sulla prossima gara col De Angelis. Ne sono state giocate 2 attaccate in questa settimana, appunto in 3 giorni. Ci poteva essere anche quel fattore un po' di fatica per giocatori anche che si allenano all'infuori dalla Lega Calciotto. Ci poteva essere anche, diciamo, le scorse settimane, ne avevamo parlato, col doppio impegno campionato Coppa. Fisicamente la squadra sembra esserci. Comunque, cosa ti aspetti dai prossimi incontri, dalle ultime 2 di regular season prima dei playoff, appunto? Non sono partite facili, così come non le trovano gli altri avversari. Il discorso di avere playoff e playout fa sì che nessuna squadra gioca tanto per. Giocano tutte perché inseguono un obiettivo. Questo è qualcosa che rende vivo il campionato fino all'ultimo respiro, fino all'ultimo secondo. La classifica in questo momento dice che abbiamo 2 punti di vantaggio sul Checco, che è secondo in classifica, per cui noi dobbiamo presentarci al campo come al solito in 15, cercare di trovare subito il gol del vantaggio, perché a questo sport andare in vantaggio è fondamentale, e poi gestire la partita, puntare sempre sulla nostra solida e rocciosa difesa e portare a casa 2 vittorie, che per ora però sono da guadagnare sul campo. Non sono partite facili. De Angelis è una squadra scomoda, e così come lo sarà anche la Ragnatela, quindi sono 2 partite difficilissime. Complimenti, in bocca al lupo a Mister Flaviano Pinna. Credi.